on a stick. Oyster. Buonasera a tutti, bentornati su Apocalissi in Salotto. Questa sera sono qui con Francesca De Luca. Ciao Francesca, Buonasera, benvenuta. ciao Anna, ciao a tutti gli spettatori. Grazie per aver accettato questo invito, io non vedevo l'ora di averti come ospite perché stasera Grazie a te. parliamo di uno degli argomenti che mi affascina di più al mondo, credo. E prima di cominciare vi presento brevemente, come sempre, la nostra relatrice. Francesca De Luca è un'arabista e studiosa di astrologia classica, con un focus particolare sull'astrologia araba medievale, che esplora e racconta attraverso il canale Instagram Astra Inclinant. Si occupa anche dello studio e della divulgazione del tema della magia e dell'alchimia nella tradizione arabo-islamica e, insieme al compagno Nadim, tiene corsi e seminari sull'esoterismo islamico. Questa sera con Francesca facciamo un'incursione nella tradizione arabo-islamica e in particolare nella magia dei jinn. Quindi Francesca, la prima domanda che ti faccio è se ci introduci a questa categoria di genialità che poi insomma ha dato origine un po' a tutte le entità magiche che noi conosciamo. Eh sì, perché la notorietà dei protagonisti del tema di questa serata ha attraversato gli stessi confini culturali, ci ha affascinati già da quando in Europa iniziarono a circolare le prime traduzioni delle Mille e una notte, quindi siamo prima metà del Settecento, e, e proprio nelle novelle delle Mille e una notte la presenza dei jinn è preponderante, quindi sono stati conosciuti grazie anche a questa testimonianza letteraria molto molto potente, molto immaginifica. Però le entità di cui stiamo parlando, di cui vi racconterò qualcosa stasera, lungi dall'essere mere creature letterarie, facevano già parte in realtà del folklore mediorientale, ancora prima dell'avvento dell'Islam. Con l'avvento dell'Islam entrarono, e questa è la cosa molto, molto particolare, molto curiosa, interessante, è che entrarono a far parte del corpo dottrinale ufficiale dell'Islam sin dai primordi. Nel Corano vi è la Sura dei Jinn, che è la 72, che appunto ne attesta l'importanza cosmologica e anche dottrinale, ma lo vedremo tra un po'. Questa sera cercheremo appunto di ricostruire per grandi linee sulla scorta delle fonti accademiche e delle ricerche naturalmente anche antropologiche, per delineare appunto un ritratto di queste entità che nella tradizione islamica si collocano come una classe di spiriti intermedia tra l'umano e le gerarchie spirituali come gli angeli che ascendono poi fino al divino. Pertanto dichiariamo subito che non si tratta di angeli, non si tratta neanche di demoni, anche perché il termine è un po' fuorviante, ma lo capiremo anche nel corso della serata. O almeno per come sono intesi appunto nella visione più occidentale cristiana. Partiamo già dall'etimologia di questa parola. L'etimologia di jinn, che è il plurale di jinni, quindi jinni è il singolare, jinn è il plurale, fa derivare il nome direttamente dalla radice janana in arabo, che contiene alcune delle caratteristiche, contiene alcune caratteristiche distintive di questa entità. Janana infatti vuol dire essere nascosto, ma anche altri significati come far impazzire.
I djinn, pur essendo invisibili ai sensi umani, possono però manifestarsi all'occhio mortale grazie alla loro natura mutaforma. Infatti sarebbero in grado di assumere fattezze principalmente animali, ma anche umane e addirittura mostruose. Quali sono le caratteristiche principali di questa classe di spiriti? Allora, innanzitutto già il Corano dichiara che la loro natura, la loro essenza è ignea. Il Corano ci dice che i djinn sono stati creati dal fuoco, un fuoco senza fumo. A differenza degli angeli che sono stati plasmati nella luce e l'essere umano che è stato invece plasmato con l'argilla. Nella Sura dei Djinn queste creature appaiono come dotate di intelletto, di intenzione, di volontà, e questo già è una caratteristica importante che li distingue da molte categorie di spiriti a cui siamo abituati, come per esempio gli elementali. Quindi non si tratta di semplici elementali del fuoco come si potrebbe supporre. E per molti versi i djinn, appunto la loro natura ignea, focosa, passionale, li rende molto simili all'uomo, perché entrambi condividono l'essere soggetti alle passioni. La loro natura infatti li rende estremamente e facilmente suscettibili a sentimenti quali la rabbia. È noto che siano facili ad arrabbiarsi, ad offendersi, a entusiasmarsi e anche a provare attrazione sessuale. E su questo punto torneremo in seguito. E proprio come gli esseri umani, anche la società dei djinn è alquanto complessa. Essi infatti aderiscono anche a religioni diverse. Esistono djinn musulmani, cristiani, ebrei, pagani. Il Corano, per esempio, menziona un episodio in cui dei djinn si fermarono per ascoltare il profeta Muhammad mentre predicava e decisero di abbracciare l'Islam. Quindi abbiamo tanti djinn musulmani, e questo si ricollega a quello che ho detto all'inizio, che i djinn sono entrati a fare, non sono appannaggio di un folklore locale, di credenze popolari, fa parte della cultura islamica tout court. Altra caratteristica dei djinn è che essi sono dotati di una natura, di una forza sovraumana. E ciò è testimoniato anche dalla narrazione che ruota attorno alle gesta del mitico re Salomone, che per l'Islam è un profeta, che appunto si servì dei djinn per costruire il celebre Tempio di Gerusalemme, oltre che a fare tante altre cose come domare i venti, comandare gli animali, governare gli stessi djinn per tanti altri propositi, in particolare grazie a quell'anello magico che lui ricevette dall'arcangelo. Sono anche organizzati in famiglie, tribù, gerarchie. Esistono dei re dei djinn e spesso sono menzionati nella letteratura magica araba. Si fa menzione infatti dell'importanza e del loro ruolo in ambito magico. Ricordiamo che i djinn, una delle loro funzioni è anche quello, già in epoca preislamica, di fare da intermediari tra l'umano e altre dimensioni, quindi sono gli intermediari magici per eccellenza. Alcuni dei re dei djinn sono nella letteratura magica sono associati anche ai 7 pianeti, ai 7 giorni della settimana. Quindi hanno anche un ruolo, hanno avuto un ruolo molto cruciale anche nello sviluppo poi dell'arte magica.
non è l'argomento di stasera, però sulla magia nell'Islam ci sarebbe tanto da dire. Do solamente per adesso informazioni essenziali senza che appunto siano per forza di cose esaustive. Sul piano morale è interessante notare che i djinn non sono né totalmente puri, buoni, né intrinsecamente malvagi. Portano in sé energie ambivalenti. Alcuni sono magari più marcatamente benefici, altri più malvagi, a seconda un po' della categoria a cui essi appartengono. Infatti esistono diverse categorie, diverse tipologie di djinn. Addirittura se ne menzionano almeno 16. Non le illustrerò tutte, anche perché non le conosco sinceramente, non le conosco tutte e 16, se non per appunto per la nomenclatura, però ci limitiamo a quelli che sono le tipologie di djinn più note, più importanti. Abbiamo gli Ifrit, che vengono connotati come degli spiriti piuttosto ambigui, spesso malefici, dotati di ali, e hanno in particolare il potere di scatenare tempeste di sabbia. Siamo sempre in ambiente desertico, per cui vi lascio immaginare anche come l'immaginario sia stato influenzato dalla particolare vita nel deserto, da quelle distese sconfinate dove appunto si può sentire nelle tempeste di sabbia il rumore del vento, che spesso era associato al sussurro dei djinn. Mi rievoca alla mente il Pazuzu babilonese, Sì, che era lo spirito alato del vento dell'Ovest, quindi del vento amorreo che portava appunto le tempeste di sabbia. e che se non sbaglio era collegato alle malattie, ma anche alla cura delle malattie. Esatto, Era anche lui potente ma ambivalente. Sì. Sì, ci sono dei tratti in comune sicuramente, anche i djinn sono coinvolti nell'ambito delle malattie, lo vedremo tra un po'. In generale, limitandomi all'esempio degli ifrit, si dice che infestino principalmente rovine, città abbandonate nei deserti, custodiscono anche i tesori sepolti. Questo li mette anche un po' in analogia con certi spiriti della terra del folklore europeo, come anche gli gnomi. Si pensa inoltre, una notizia interessante, insomma un'informazione interessante, è che essi, c'è chi pensa, tra i dotti islamici, che chi muoia di morte violenta si reincarni proprio in uno degli ifrit. E in generale è stato affermato da diversi teologi che una persona che muore in uno stato di fatemi passare il termine, di peccato, perché il peccato non ha poi non ha la stessa connotazione che ha nella religione cristiana. Però appunto una persona che magari ha commesso delle atrocità, è possibile che si rincarni in un djinn, e in particolare in un ifrit. Abbiamo un'altra categoria, sono i marid. I maridi sono i più potenti, sono molto generosi nell'esaudire i desideri, ma anche inclini a una certa malizia. In realtà noi conosciamo un marid famoso perché appunto nell'immaginario delle Mille e una notte l'ha raffigurato nel celebre Genio della lampada di Aladino. Quindi il Marid è il genio della lampada, per capirci. Poi abbiamo un'altra categoria molto più sinistra, che sono i ghoul. I ghoul sono malvagi, abitano i cimiteri e si pensa appunto che seducano addirittura i viandanti, perché sono dei cannibali, divorano carne umana, quindi attraggono i malcapitati, a volte li seducono in senso
sessuale. Abbiamo per esempio nel folklore magrebino il personaggio di Aisha Kandisha, che è una djinn che si mostra però, le apparenze di questa djinn sono di una bellissima donna che però se si scorge un po' in basso si potrebbe notare i suoi piedi caprini. E anche questo personaggio è emblematico perché seduce il malcapitato, lo trascina fino al deserto e poi lo uccide e possibilmente se lo mangia. Ghoul è anche una parola interessante perché abbiamo una stella fissa, parentesi astrologica, che si chiama Algol. È una stella molto dagli effetti funesti ed è in pratica il nome deriva da Ras al Ghul, che vuol dire in arabo testa del Ghul, quindi di questo mostro. È nella costellazione di Perseo e in pratica la Algol sarebbe proprio la testa della Medusa che è sostenuta dalla mano di Perseo. E un altro celebre djinn, anche se sulla sua natura angelo djinn non c'è unanimità, è Shaitan, che nel corpus coranico lo troviamo anche come Iblis, e che grosso modo è il nostro Satana. È un djinn caduto in disgrazia perché appunto non si è voluto chinare ad Adam, inchinare davanti alla creatura più bella di Dio che è Adamo, e quindi per il suo peccato d'orgoglio viene poi confinato. È anche ha un ruolo un po' complesso, però nell'Islam mi limito a dire che non ha tutta questa, la figura di Satana o di Shaitan, che dir si voglia, non ha tutta questa importanza che ha nel cristianesimo. È molto più marginale, innanzitutto non è potente come Dio. E quindi in generale nell'Islam c'è molta meno ossessione nei riguardi di questa, e fascinazione soprattutto nei riguardi di questa entità. Però anche nell'Islam Shaitan ha la funzione di deviare gli uomini dalla retta via, soprattutto attraverso il sussurro. Infatti viene chiamato anche al-waswas, il sussurratore. Dove vivono questi djinn? Si dice che il regno primordiale dei djinn fosse il leggendario Monte Kaf, che è un monte ai confini del mondo, quindi oltre la nostra geografia, la nostra dimensione, in cui tra l'altro dimorano anche altre creature mitiche come la Fenice, che in arabo si dice Anka, e il gigantesco Ruh, anche questo personaggio che è un animale, è un grosso volatile, costella le pagine delle Mille e una notte, ce lo ritroviamo anche lì. Diciamo che un ultimo aspetto, anzi gli ultimi due aspetti che volevo sottolineare, poi ce ne sono molti altri. Avete notato, sicuramente intuite che la situazione è molto complessa, le fonti sono tante, bisogna anche sommare tutte le credenze sia in epoca preislamica che in epoca post-islamica, che hanno contribuito a plasmare questo, diciamo, un ritratto di queste entità molto note. Ma un aspetto noto dei djinn è anche quello di prendere possesso del corpo e della psiche di un essere umano. Infatti notavo proprio questo forte legame fra i djinn e gli esseri umani
che tu hai sottolineato all'inizio, giustamente, perché il dubbio ti può venire, specialmente quando parli di una divisione in 7 come i giorni della settimana, ti può venire il dubbio: ma saranno assimilabili agli angeli? E invece più parli e più sembra che non siano né angeli né demoni, ma che discorriamo di entità quasi più vicine agli alleati di Castaneda, se mi passi un paragone che può conoscere qualcuno. Cioè entità veramente poste nel piano astrale, che come tali sono soggette a emozioni, come dicevi, a passioni, e quindi che possono anche attraversare il piano invisibile e discendere all'interno di un corpo umano. Assolutamente sì. Poi appunto la complessità dei gin si rintraccia anche nelle tante funzioni che hanno, perché ho parlato dell'intermediazione magica, ma i gin, e questo ha portato molti ad associarli non soltanto al genio del mondo latino, ma anche al daimon greco, perché già in epoca preislamica, e questo è anche registrato nel Corano, i jinn sono anche coloro che ispirano i poeti. Quindi hanno la funzione di sussurrare, di ispirare i versi ai poeti e quindi di contribuire, essere alleati della creatività artistica. E non solo, tra l'altro a proposito di questo, quando il profeta Muhammad inizia a predicare alla Mecca il messaggio appunto del Dio unico, dell'Islam, trova l'opposizione, incontra l'ostilità dei suoi concittadini, che erano fortemente pagani, adoratori degli idoli, eccetera. Costoro lo accusano di essere posseduto dai jinn, che in arabo si dice majnun. Majnun è un termine che nell'uso corrente vuol dire folle, con estensione invasato, ma l'origine è proprio quella, di essere invasato dai jinn. Perché? Perché il Corano ha un prestigio letterario enorme. È un'opera anche poetica, ha un valore letterario immenso per gli arabi. Per cui quando Muhammad predicava appunto l'Islam, appunto proferendo i versi, le sure del Corano, in pratica i suoi contemporanei pensavano stesse componendo poesia, e quindi che fosse ispirato dai jinn, che il Corano non discendesse da Dio, ma fosse appunto il sussurro di un jinn. Semplicemente questo. Quindi per farvi capire anche quali altri ruoli non facilmente intuibili possano aver avuto questo tipo di entità che, come dicevi tu, ehm, ehm, ci mette in difficoltà proprio fare delle analogie con qualcosa, quindi con entità che sono invece più familiari alla nostra cultura, al nostro immaginario e alla nostra anche al nostro retaggio religioso, che sostanzialmente è cristiano in Europa. Quindi le malattie, e quindi ritorniamo anche Le a Pasù, che hai possessioni. citato, esatto. Le malattie, quindi anche le malattie psichiche, vi ricordate che jinn significa, tra le altre cose, far impazzire, la radice janna vuol dire far impazzire. Così anche i turbamenti amorosi, l'innamoramento è visto anche come un invasamento dei jinn. Tutte queste cose, queste condizioni umane sono spesso interpretati come invasamenti demonici.
come imbassamenti dei djinn, che possono venire risolte da un esorcismo, da un ruqya, che viene appunto eseguito non proprio da un esorcista per come lo siamo abituati noi a vedere appunto questo ruolo, perché un esorcismo lo può fare un qualsiasi credente nell'Islam, per cui non c'è diciamo un mandato ecco, dalla Chiesa, a parte che nell'Islam non c'è una Chiesa, quindi anche questo contribuisce un po' alla definizione dei ruoli. Ma la cosa anche interessante è che, specialmente in un ambito più sufi, quello che noi chiamiamo esorcismo, in realtà poi viene messo in atto attraverso delle cerimonie molto complesse che si discostano tantissimo dall'esorcismo a cui siamo abituati, dove c'è il prete con il crocifisso che lancia invettive, insulta lo spirito sperando che vada via dal corpo dell'invasato. Nell'Islam invece, ma non solo nell'Islam in realtà, queste cerimonie molto complesse che nell'Islam prendono il termine di zar. Lo zar è una cerimonia che ha una funzione catartica, quindi non è soltanto apotropaica, tipo scacciare l'entità da un corpo, ma intreccia una serie di pratiche, musica estatica, danza, parola, recitazione, qualcosa di più affine semmai al tarantinismo in Salento, la taranta, Ok. dove in pratica l'operatore o gli operatori negoziano con il gin che ha preso possesso del corpo di una persona o della psiche, dipende dal caso. Invece che Ecco. attaccarli briga, sì, mi pare giusto in effetti. Mi pare giusto, mi pare sì, diciamo anche di buon senso, se tu vuoi negoziare con qualsiasi tipo di entità, magari più furbo portargli qualcosa in cambio, convincerlo, invece di insultarlo e basta, Ma in no? effetti anche i rituali esorcistici babilonesi si basano molto di più sulla fascinazione dell'entità malefica che non sul suo scongiuro, come diremmo noi, o sull'insulto, ecco. È tipico del mondo medio orientale il fatto di poter entrare in trattativa anche con quello che non è luminoso, Sì. perché in qualche modo c'è un legame fra i nostri mondi e prima andiamo al dialogo e dopo casomai andiamo alla guerra e alle armi. Sicuramente mi trovi d'accordo, ma infatti è importante in questo tipo di cerimonie conoscere il nome, la natura dello spirito con cui si sta intrattenendo una relazione, un dialogo. Per cui magari ci sono degli spiriti che amano più un certo tipo di musica, alcuni magari prediligono delle essenze particolari e quindi gli si offre l'offerta insomma più conveniente. Quindi è un po' è molto più complicato, anche molto più artistico. Parlavamo prima, fra l'altro, di fascinazione e tu avevi accennato a una cosa che adesso ti chiedo di riprendere perché è rimasta un po' in sospeso. Dicevi che i djinn sono soggetti alle passioni e che addirittura si innamorano degli esseri umani. Sì, e infatti una delle ragioni, dell'invasamento dei gin, del corpo di una persona è proprio l'innamoramento, l'attrazione sessuale. Ma non solo, ehm, sicuramente questo aspetto dell'invasamento si intreccia anche con la capacità passionale di provare attrazione nei confronti dell'essere umano. Ma ti dico ancora di più che la realtà delle unioni, cioè esistono delle unioni tra gin e uomini e questa possibilità, questa realtà è ammessa anche in ambito religioso islamico, tuttora.
Poi ovviamente ci sono delle posizioni diverse, se da un lato si accetta grosso modo l'esistenza di matrimoni, chiamiamoli così, di unioni tra jinn ed esseri umani, la posizione però prevalente tra gli studiosi islamici è quella che tali matrimoni non siano validi, secondo almeno la legge islamica. Questo è un altro aspetto, secondo me, che almeno per le mie conoscenze manca nelle altre, nel folklore, soprattutto in Occidente, in Europa. Allora, se non ricordo male, ne ha scritto Elemire Zolla, che ha scritto un libro, L'amante invisibile, in cui racconta dei matrimoni fra esseri umani e entità in varie culture del mondo. Ricordo che una delle culture citate era appunto quella araba con i jinn, ma se non ricordo male parlava anche dei matrimoni fra esseri umani e le fate e guarda, non lo leggo da una vita, me lo andrò a rivedere, però come riferimento è l'Emire Zolla, L'amante invisibile, che fa proprio un discorso fra gli esseri umani e i matrimoni con le entità dell'oltremondo, quelle ovviamente a noi più vicine. La Ma tra differenza l'altro, è come è accettato dalla religione ufficiale. chiaro, Non so, anzi, sarebbe non è accettata l'esistenza di questo genere di cose. sì, ma in effetti se tu pensi che addirittura il culto degli angeli è stato osteggiato a lungo nella Chiesa d'Occidente, cioè gli angeli, voglio dire, almeno di due angeli la Bibbia parla, no? Raffaele e Michele, poi di Gabriele parla il Nuovo Testamento, ma c'è stata una lotta, c'è stata l'iconoclastia nella Chiesa d'Oriente, nella Chiesa d'Occidente si diceva che il culto degli angeli era addirittura eretico, diceva San Paolo, perché rischia di mettere in ombra la figura di Cristo, quindi figurati entità che sono addirittura più materiali rispetto agli angeli, finivi sulla graticola, Sì, la grigliata di differenza Pasquetta. sì, anche, cioè, stavo pensando anche al sospetto con cui guarda spesso la Chiesa i casi di presunti possessioni demoniache. La Chiesa infatti non autorizza facilmente un esorcismo, c'è prima Vero? tutta un'indagine e se non sbaglio sono guardati anche come con sospetto, come se fossero un po' borderline anche i gruppi di carismatici in seno alla religione cattolica. Quindi diciamo che il cristianesimo è forse sembra credere di meno ed è strano per una religione, sembra credere meno ai fenomeni paranormali o li mette Formalmente. in dubbio, mentre invece in altre culture è più serenamente accettato come facente parte dell'ordine delle cose. Già. E invece se noi pensiamo che una delle figure femminili più famose all'interno del mondo arabo è proprio figlia di un matrimonio misto, che è la regina di Assolutamente Saba. sì, sì. La famosa regina di Saba che molti di voi sicuramente hanno già sentito nominare perché fa parte anche della narrazione biblica, secondo la tradizione, secondo delle versioni del racconto, soprattutto la regina di Saba è indissolubilmente legata alla figura di Salomone che avevo citato poc'anzi. Però appunto in molte tradizioni arabo-islamiche un illustre esempio di questo tipo di unioni tra jinn e uomini lo ritroviamo nel personaggio della regina di Saba che in arabo viene chiamata Bilqis ed è protagonista di un episodio che è narrato nel Corano in cui appunto incontra il re Salomone e in sostanza sarebbe una ginia
questa Bilqis, perché un lignaggio le conferisce, innanzitutto questo è anche la ragione del suo fascino sovraumano, ecco, ma è proprio, sarebbe figlia di un re, della figlia di un re dei Jinn, che si chiamava Rayhana, il Jinn in questione è Shukr, che la diede in sposa al sovrano yemenita. Saba infatti è nell'attuale Yemen. A questo punto il mito si salda a una sura del Corano, che è la sura della formica, che è la 27, se non erro, sì, la 27. Che cosa succede? Faccio un po' una sintesi dell'episodio, perché ci sono anche delle differenze rispetto poi al racconto biblico. Salomone, che in arabo viene chiamato Suleiman, è quindi come nella Bibbia, un sapiente re e anche profeta per l'Islam, insieme a Gesù e ad altri. In pratica scopre tramite un pupa dell'esistenza di un regno governato da una regina famosa che adora il sole. Quindi gli abitanti del regno di Saba è un regno pagano, però il Corano ci dà anche questa informazione, che in particolare essi adorano il sole, quindi sono adepti di un culto solare. Salomone invia un messaggio a questa regina per invitarla appunto ad abbracciare la vera fede. Bilqis risponde con doni che non vengono accettati. Poi grazie all'aiuto dei Jinn, Suleiman riesce a far trasportare il trono della regina prima del suo arrivo, perché si danno un appuntamento, prima del suo arrivo, tramite un ifrit, nella fattispecie, che sospinge un tappeto volante, ecco da cui poi derivano i famosi topoi letterari magici che conosciamo, che ci sono familiari. Appunto nel tappeto volante porta quel trono e quando arriva la regina di Saba, innanzitutto vede che il trono le sembra trasformato, ma diciamo, la scena, diciamo, più iconica è quella in cui lei si ritrova davanti a questo palazzo, che è il luogo dell'incontro, che sembra un palazzo di cristallo e il pavimento sembra fatto di acqua. Crede che sia, in realtà non è acqua, è un pavimento semplicemente molto lucido, crede uno specchio. La regina crede che si tratti di acqua, quindi solleva il vestito e in pratica si scopre le gambe rivelandole piene di peli. Questo sarebbe stato diciamo, il pretesto, appunto, con questo dello stratagemma di Suleiman, per capire se fosse veramente una genia. Cosa che poi in realtà poi ci sono altre versioni, c'è una versione in cui lei fa ricorso in realtà a una crema depilatoria, per cui in realtà nessuno si sgama niente, però questo è alla fine questo racconto ve lo porto per farvi notare che effettivamente non solo i Jinn fanno parte integrante della realtà, della cultura religiosa di tantissimi paesi, di tutta la Dar al-Islam, non solo le possessioni, ma anche le unioni, i matrimoni tra Jinn e esseri umani sono appannaggio di una tradizione molto molto antica, ma che anche illustri personaggi che erano stati già presenti nella Bibbia,
vengono visti come sono considerati dalla tradizione come dei mezzosangue, quindi mezzi gin, mezzi uomini o mezze donne, dipende un po' dal caso. Ma quindi i peli alle gambe ci dimostrerebbero che lei era una ginia? Sì, ti ricordi anche quando ho menzionato poc'anzi Il nel piede folklore caprino. sì, Aisha Kandisha, che c'ha i piedi di capra, con gli zoccoli, ecco. Beh, Sì. abbiamo gioco facile allora quest'estate. Ecco, infatti, Quello lì però siamo tutte possiamo ginie. esatto, possiamo ribaltare la cosa, possiamo sì, denunciando la nostra mezza natura ginnia, soltanto in pochi ci capiranno, ma va bene così. In Spero ti è effetti. piaciuto la diretta di stasera. Torniamo a poppa, perché prima mi hai citato Salomone e quindi, il suo ruolo profetico e dall'altra parte i suoi poteri straordinari l'abbiamo appena visto evocare un djinn per portare il trono della regina e forse non tutti sanno che cos'altro fa Salomone, perché nella Bibbia è citato, però la storia forse non la ricordano tutti e nel Corano mi pare sia parzialmente diversa. Oltretutto all'interno della Bibbia, non so se lo sapete, abbiamo 2 versioni diverse di Re Salomone, perché nel primo libro dei Re lui è detto lo sposo di Astarte. Nel secondo libro dei Re è apostrofato l'amante dell'abominio Astaroth. Quindi Mh. a seconda del tempo ci sono delle interpretazioni diverse anche di un suo matrimonio con una divinità femminile. Allora, non è presente nella tradizione o una delle tradizioni, arabo-islamiche, però mi interessa questo rapporto con Astaroth che ancora non era Astarotte o era È lì demonizzata che in la nominano così. È ah proprio nel bene, secondo era libro già il dei Re. processo di demonizzazione era già in corso. Sì, ma nel primo libro dei Re è nominata come Astarte invece. Mh. Quindi si conserva ancora la natura divina, Sì, ehm epoche differenti di redazione dei 2 libri e vedi questa leggera differenza. Questo è interessante. No, non è presente, non mi risulta sia presente nelle tante versioni appunto delle imprese del mito di Re Salomone, però una particolarità della tradizione araba che ci restituisce un ritratto anche simpatico del re, perché un po' burlone, perché appunto si deve burlare degli spiriti che tentano, dei gini che tentano di burlarlo. Cerca di farli lavorare, a un certo punto, ve la faccio breve, quando cioè la fase è in corso, la fase di costruzione del Tempio di Salomone, i gin si stancano o comunque non vogliono per un motivo, non vogliono più lavorare, Salomone, grazie all'anello, li costringe, eccetera, e si mette a osservarli, li osserva, appoggiato a un bastone. Quindi mentre li osserva, i gin devono assolutamente lavorare, non possono fare altro perché fa parte dell'incantamento. Ora, la nota divertente è che Salomone muore. Salomone muore, ma continua a stare, diciamo, poggiato su questo bastone, ma senza cadere. Cade perché mi sembra non siano delle formiche poi a rosicare il legno del bastone e i gin si accorgono di essere stati truffati perché pensavano pensavano appunto che fossero supervisionati dal re, in realtà loro continuano, cioè lui muore, loro continuano a lavorare e quindi questo viene presentato come l'ennesima prova della potenza
in particolare dei profeti rispetto ai maghi comuni e rispetto anche ai jinn, perché i poteri magici, Salomone ha dei poteri magici, ma gli sono stati conferiti da Dio per la sua fede, perché è profeta di Dio. Quindi profeta vuol dire che è messaggero, non tanto che predice le cose, perché profeta, molto spesso mi è stata fatta questa domanda, ma allora il profeta Nostradamus? No, profeta in realtà nella tradizione arabo-islamica è il messaggero, uno degli uomini scelti, degli esseri umani scelti da Dio per portare poi il messaggio a seconda delle epoche di Dio stesso, dell'unicità di Dio, soprattutto nell'Islam. E questo incontro fra la regina di Saba e Salomone, che significato ha all'interno della cultura araba e islamica? Allora, è stato dato un significato anche iniziatico, e soprattutto in un ambito un po' più mistico, più sufi, perché la prova, diciamo, il fatto che Bilqis venga così scoperta nella sua natura, per una, diciamo, una sua, come posso dire, un suo limite, ecco, perché pensavo appunto che il pavimento fosse fatto di acqua, in realtà non si è accorta che fosse semplicemente uno specchio. E in ambito più mistico, dicevo, questa cosa è stata vista come una sorta di prova iniziatica fallita, perché nel contesto iniziatico la vera conoscenza, che è la marifa, si fonda sulla capacità di discernere il simbolo dalla realtà, l'apparenza dal numero, potremmo dire. Quindi quando Bilqis appunto entra nel palazzo, crede che il cristallo, il pavimento di cristallo sia acqua, solleva la veste, mostra di essere stata ingannata dalle apparenze materiali. Come chi confonde appunto il mondo fenomenico, usando un termine più tecnico arabo, lo zair, con la verità nascosta più esoterica, il batin. Quindi effettivamente c'è un'interpretazione esoterica che sottolinea il fatto del fallimento nel riconoscere l'illusione della materia, eccetera, eccetera, e che chi appunto fallisce in questo caso non è pronto per la conoscenza superiore. Poi in realtà la regina di Saba si inchina davanti a Salomone, si converte, quindi c'è l'happy ending. Però questa è la versione esoterica, ok? Che ci dice anche poco, è un po' più letterale, però diciamo, una lettura più esoterica ci dà degli spunti in più di riflessione e di approfondimento. Anche il fatto del trono, non a caso ho citato il fatto che il trono appunto trasportato, sospinto dall'Ifrit sul tappeto volante, le sembra il suo, cioè Bilqis è convinta che fosse il suo trono, ma non è neanche del tutto certa. Questa qui è anche potrebbe essere una prova sottile. Lei non sa affermare appunto se il trono è suo o meno, e questo è stato letto come la capacità di cogliere il segreto anche della trasformazione, quindi perché c'è un oggetto che passa da un luogo a un altro, e anche della permanenza dell'essenza nella metamorfosi. Questa è un'interpretazione un po' più gnosticheggiante, che vuole che chi ha superato le illusioni dell'io veda oltre la forma mutevole. Quindi insomma, poverina, sta regina fallisce delle prove iniziatiche e non le resta che
sottomettersi al Dio unico, all'unicità di Dio. Guarda, non posso commentare adesso perché sennò facciamo mattina, però ti anticipo, dopo se hai un minuto dietro le quinte ti do i riferimenti, che Sì? esiste un mito sumerico che si chiama Immercare il Signore di Aratta, in cui c'è uno scontro fra un mago e una maga per la regalità, per dove dovrà trovarsi la regalità dopo il diluvio universale. Figata! E, e dopo se vuoi ne parliamo perché c'è proprio una sfida fra indovinelli, fra questi due sovrani, e una di queste sfide consiste in un duello di magia, se vuoi, che per certi versi è paragonabile a questo. Ma adesso, se no veramente facciamo mattina perché è un mito di 5.000 righe, ti passo una domanda che hanno fatto prima, che secondo me era interessante. E Chiedeva se si può approfondire il concetto di Sir legato ai Jinn e se puoi consigliare qualche testo sulla magia araba, cosa che credo farei anche la settimana prossima nella diretta da Aretusa. sì, allora, grazie della domanda. Purtroppo rispondere richiederebbe veramente quasi la stesura di un libro, cosa che mi propongo nel futuro di fare, perché in italiano effettivamente non c'è qualcosa di valido e di divulgativo sull'argomento della magia, che in arabo appunto è la sihr. Ehm, Posso consigliare però sull'argomento della magia, anche legata ai jinn, abbiamo dei testi accademici. Io è da qualche anno che faccio la ricercatrice indipendente perché non sono legata a nessun ente formativo universitario, però su fonti accademiche proprio sul tema della magia nella tradizione arabo-islamica. E, però il libro che avevo in mente è in francese. Allora, purtroppo di valido, guardi, ve lo consiglio lo stesso, lo prendo un attimo. Fantastica sta donna. Allora, nell'attesa che io superi la mia proverbiale pigrizia e mi metta, e magari trovi anche insomma, mi metta a scrivere un qualcosa di divulgativo proprio sul tema della magia in ambito arabo-islamico, un testo che io ritengo valido, purtroppo in francese, quindi non so se magari ci sono dei limiti di comprensione, è un libro di Jean-Charles Coulon, che è un ricercatore parigino, specializzato, si occupa proprio di magia, ed è La magie en terre d'Islam au Moyen Âge. È questo qui, lo trovate su Amazon, e qui è un compendio molto, molto accessibile, anche se si tratta di un accademico, però io penso che il suo linguaggio sia molto accessibile, dove potete trovare ogni sorta di declinazione della magia, nell'astrologia, nell'alchimia, si parla di magia pratica e vengono menzionati anche i re dei Jinn, se non sbaglio, penso proprio di sì. Hai Magia voglia astrale. casomai di Come? scrivere hai voglia casomai dopo la diretta di scrivere il titolo nei commenti? Magari nei commenti vi metto questo e cerco di mettervi anche altre fonti, magari in inglese. Purtroppo le fonti valide sono quelle accademiche, che non sono di facilissimo accesso, e nel mio piccolo e da qualche anno mi permetti di fare un momento marchetta, un momento pubblicità, è da qualche anno che da sola o insieme al mio consorte Nadim organizziamo dei corsi sui temi dell'esoterismo islamico insieme alla libreria Aretusa di Torino, in particolare Aretusa Academy. E, se volete,
anche Anna me lo consente, vi metterò nei commenti anche qualche link. Abbiamo fatto tanti corsi sull'esoterismo islamico, il sufismo, la magia, le 1001 notte, quindi magia e 1001 notte. Abbiamo fatto un corso dove abbiamo trattato anche il tema della possessione demoniaca, dello zar. E la prossima settimana, per chi è interessato, abbiamo in programma martedì prossimo, martedì 13 alle 20:30, una lezione, sempre per Aretus Academy, scusate, dove tratteremo la situazione religiosa prima dell'Islam in Arabia e nella penisola arabica, e Nadim si occuperà più della parte persiana dello zoroastrismo, mentre invece io mi focalizzerò sul paganesimo arabico, di cui sappiamo veramente poco. Però il mio vero lavoro è questo, quello di saccheggiare libri, cercare di condensare le informazioni e renderle accessibili e fruibili a quante persone possibile, anche ai non addetti ai lavori. Quindi spero di essere sempre chiara, precisa e anche rigorosa dal punto di vista delle fonti. Quindi se Un siete lavoro interessati immane. ad Un lavoro approfondire, immane e ne riconosco la difficoltà perché Anna lo sa perché è una ricercatrice anche lei, e quindi sa quanto lavoro ci sia dietro, innanzitutto reperire le fonti, che non si in tratta qualunque soltanto lingua nota. sì, non si tratta di manoscritti perduti, anche qualcosa di più accessibile, però che in Italia non è molto conosciuto. Ecco. Quindi cerco di colmare nel mio piccolo questo vuoto. E lo fai meravigliosamente. Quindi martedì prossimo andate a vedere nel frattempo Aretusa Academy e poi Francesca ci lascia il link nei commenti. E prima di lasciarvi al meteorite, Luciano, non te la prende, ti rispondo io. Gli esorcismi islamici funzionano, sì, guarda, sia quelli babilonesi sia quelli islamici, perché noi stiamo benissimo, come vedi. Mi sa che ho dei dubbi su quelli cattolici. Non te la Lo so prendere. io, in realtà non solo io, anche gente un po' più esperta di me. Francesca, io ti ringrazio per questa serata che ho aspettato con trepidazione e non ha deluso Anch'io. in niente le mie aspettative. Ti chiederò anche di ritornare. Volentieri. Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi stasera e adesso non andate via perché ci aspetta un bellissimo jingle con Meteorite. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti. On a Grazie. stick, oysters and orange juice, hot dogs and Charlotte russe. My eyes are getting glazy, my tummy thinks I'm crazy. When I've spent my very last cent to treat you to a 10-course table d'hote, then we'll go home again, home on a summertime Coney Island.